Io ho iniziato a recitare in Furlan dal 1995, quando Elio De Capitani ha messo in scena i Turks dal Friul di Pierpaolo Pasolini. Elio De Capitani è un regista milanese dal Teatro dell'Elfo di Milano e mi visi che dai voi di tutta la compagnia dall'Elfo, di Elio, dalla Lucilla Morlacchi, che era a recitare con noi, e di tutto il gruppo, dai loro voi, io devi che loro chialavano il Furlan, la lingua furlane e tutte queste storie, come una sorta di piccolo tesauro. Io dico come una robe straordinarie, mi ha dato la possibilità di tornare a chialarlo di un'altra banda, di un'altra maniera, passare attraverso di un voli forest e è stato per me un lavoro importante. Non si potrebbe scontare la storia di un piccolo paesut dal 1499 a Casarsa, che di trovare una soluzione per schiampare o restare o insomma difendersi da questa invasione dai turchi, se non tu la conti spar Furlan, perché i Peraulis, i Lux, i Noms, è la lingua che conta la storia. Iotto, mi mangiava da me colombe, come. Ogni popolo ha una sola lingua, no? E il teatro è una delle forme più importanti di comunicazione, una delle più antiche. E dunque recitare, interpretare personaggi in lingua furlane per me è una roba tanto importante proprio per far passare una lingua che resta vivarose, che può essere cambiate, una lingua cambia, si modifica ad eventi, no? Il teatro è parte con sé questo cambiamento, perché lo mette su come se fosse una giacchetta, come se fosse un vestito, no? E attore mette in su un personaggio e poi neanche cambiarlo. Non importa se è scritto in una maniera, se è scritto una parola, tu puoi cambiarlo, dirlo in un'altra maniera, dai un altro significato, poggiarlo sul presente e non sul passato. Questa è una grande responsabilità, un gran compito che gli attori e il teatro furlan ha.